sarai il numero 2. Dove che hai messo? Tutto bene? No, mi pare che anche l'asta sia terminata, però vedo che c'è ancora l'asticella sui ritti. Forse Marta Ronconi ha superato i 3,60. Ma vedo il giudice che sta avvolgendo le bandiere, quindi potrebbe essere terminata la gara. Mentre siamo alla premiazione, stanno entrando in questo momento le ragazze degli 800. Le ragazze degli 800 stanno entrando in questo momento per la premiazione. Possiamo cominciare, allora eccole le atlete poste dietro al podio. Non viene premiata Eleonora Vandi, che era la vincitrice perché non fa parte della squadra, quindi al terzo posto c'è Katia Solaroli. Viene premiata Elisa Serafini. Al secondo posto con 2,14,23 per la Liguria, Gaia Tarsi. Poi c'è Gaia Tarsi per la Liguria in seconda posizione e viene premiata come vincitrice Irene Vian, perché ricordo il regolamento prevede che vengano premiate solo le atlete delle rappresentative. Responsabile della velocità del Veneto Michele Rossi, che sta effettuando ed ufficializzando questa premiazione. Eccolo il podio dei metri 800. Marta Ronconi, terzo tentativo per 3,60, purtroppo non riesce, quindi terminata la gara anche dell'asta, quindi a questo punto sono terminate tutte le gare individuali e tra poco a questo punto avremo la premiazione delle società, ma rimane ancora qualche premiazione delle gare individuali, quelle delle staffette, quella del triplo, quella del salto con l'asta. Siamo ormai all'epilogo di questa manifestazione che ha visto nel corso di queste 2 giornate dei risultati piuttosto interessanti. Su tutti sicuramente il nuovo primato italiano della categoria juniores nel peso con 21,23 da parte di Sebastiano Bianchetti, che non facente parte della rappresentativa, anche se poi avrebbe potuto esserlo perché lui del nord, del centro, poteva essere parte della rappresentativa del centro, ma è un fuori quota, quindi si è deciso di non farlo entrare, ma ha deciso di venire comunque a questa gara. Lui che ormai vive, l'abbiamo sentito, vive a Schio insieme e si allena con Paolo Dal Soglio, Daniele Secci e adesso ha detto che c'è anche Luciano Boidi, quindi un tris di lanciatori di peso che potrebbe far vedere ottimi risultati nelle prossime stagioni. L'altro risultato sensazionale è stato interessante, diciamo, è stato quello di Luisa Sinigaglia, che ha vinto il giavellotto con l'ultimo lancio, portandosi per la prima volta al di sopra dei 50 metri. E qui Luisa Sinigaglia, vieni Luisa, vieni, siediti qua. Eccola qua, Luisa Sinigaglia, qui con me, non voleva lei venire, ma noi l'abbiamo quasi costretta. Luisa, 2 vittorie oggi. Sì. Cosa stai combinando? Non lo so neanch'io. Sono molto contenta comunque. Sì, cioè non me l'aspettavo, anche perché insomma, Gianfranco sarà fuori di sé, Gianfranco Temporini. Sì, è ancora lui il tuo allenatore, sì? Sì. Sei una Valciugana Trentino, quindi festeggi anche la vittoria in finale argento. Sì. Bei risultati anche lì, mi pare, no? Sì. Sei comportata bene. Ho fatto personale nel triplo anche lì. Anche sì, lì, quindi 12,52 l'hai fatto lì? Quanto hai fatto lì? 12,12, comunque insomma dai.
No, alla finale a argento. Matera 12,52. 12,52, quindi era quello il tuo personale. Sì. 12,12 oggi, ma insomma, Vabbè, sì, due magari. gare, 2 vittorie. All'ultimo lancio, questo Sì. significa che l'atleta è un atleta da ultimo lancio, da ultimo salto. Questo Sprint finale. la dice lunga sul tuo carattere. E prima ho intervistato la tua amica avversaria Ilaria Casarotta, ho detto, beh, io ho detto che tu sei la sua bestia nera perché l'hai battuta 2 volte quest'anno in 2 gare importanti, diciamo così. Le tue prospettive future? Triplo o giavellotto? Prove Ma- multiple forse? Non lo so, finché riesco mi piacerebbe portare avanti entrambe. E le prove poi multiple non ci hai vedremo. pensato? Prove multiple se togliessero la resistenza magari ci potrei pensare. Non sai che nelle prove multiple la resistenza quasi sempre è la gara, diciamo così, che non è quella che determina i risultati. Tu hai buoni risultati nell'alto, hai buoni risultati anche nella velocità, direi che non sei male, no? Insomma, E nel lungo, nel triplo, quindi potrebbe essere potresti anche pensarci. Tu sei di Vo è Euganeo sei? vicino Cinto. Di Cinto Euganeo, quindi Colli Euganei, insomma, zona, io sì, ci ho sì. insegnato per parecchi anni in quella zona, è zona, come si dice, la razza Piave per i trevigiani, lì Colli Euganei, la razza degli Euganei, è una gran forte. Tue prospettive per il futuro? Ma non lo so, vabbè, cioè sogno di ogni atleta, sempre le Olimpiadi, partecipare, Anche quello resta Ilaria comunque il diceva che mio vuole fare le sogno, Olimpiadi. questo resta il mio sogno come atleta. Poi intanto, beh, per l'anno prossimo i mondiali di categoria intanto. I mondiali della categoria, sei ancora junior il prossimo anno? Sì. Quindi ci saranno i mondiali. Quanto devi fare per andare ai mondiali? 49,50. 49,50, quindi Sì. ce l'hai già praticamente. Sì, però insomma. Questo è il tuo personale oggi, no? Sì, Per la sì. prima volta hai superato i Sopra 50 metri. 50. Per quello sei così raggiante. Sì. Bene Luisa, complimenti, ti Grazie. ringraziamo per essere venuta e in bocca al lupo per le prossime. Ok, ciao, arrivederci. Ecco, abbiamo sentito Luisa Sinigaglia, bivincitrice oggi. E allora con questo, con il sorriso di Luisa Sinigaglia, concludiamo la trasmissione. Ci saranno ancora, può darsi che ci risentiamo forse per le premiazioni delle formazioni, poi delle squadre, delle società, ma le gare sono finite, quindi io, Beppe Zuin, vi saluto, vi ringrazio per avermi sopportato in queste 4 ore, quasi 4 ore di trasmissione, e spero che vi siate divertiti. I risultati non sono mancati nonostante in qualche momento il tempo fosse un po' inclemente, quindi vi saluto e vi do appuntamento a una delle prossime occasioni. Ricordo ci saranno molte gare indoor quest'inverno, potrebbe essere lì che ci vediamo. Grazie per la vostra partecipazione da casa e arrivederci alla prossima occasione.